Adesso cambiamo ambito. Io in realtà, allora, quando ho iniziato vi ho detto che qua si stanno incontrando tre mondi, quello accademico, quello associazionistico e quello culturale, artistico. In realtà ce n'è un quarto che mi sono dimenticato di menzionare, che è molto importante e a cui peraltro io sono pure molto affezionato, che è l'ambito sportivo. E allora, come sta il siciliano nello sport? Noi abbiamo invitato qui i rappresentanti della Sicilian Football Association, che hanno diciamo costruito questo progetto della nazionale siciliana di calcio, che li vedo e sono lì, con cui abbiamo scambiato qualche chiacchiera prima, ed è il calcio. Ve lo dico per esperienza personale, perché nella mia formazione, io lo dico sempre, se riesco a fare delle buone cose in politica, nelle relazioni che ho con gli altri colleghi, nelle negoziazioni, io credo di aver imparato molto dei miei modi dentro gli spogliatoi di calcio, dove sono praticamente cresciuto, perché da bambino fino a maggiorenne ho sempre giocato, ho fatto i tornei regionali in Sicilia. Quindi sono molto contento di dare la parola a Fabio Petrucci in rappresentanza della Sicilian Football Association. Sabinirica a tutti, sono Fabio Petrucci, segretario generale della Sicilia Football Association, l'organizzazione che nel 2020 ha dato vita alla Nazionale Siciliana di Calcio. Porgo a nome della Sicilia FA un vivo ringraziamento agli organizzatori di questo importante evento, nonché al Parlamento europeo che ci ospita. Essere a Bruxelles, nel cuore politico e giuridico dell'Unione Europea, a discutere di identità siciliana, offre la possibilità di affermare che, al di là delle tante difficoltà presenti, si va facendo strada a piccoli passi un rinascimento siciliano, ad oggi limitato all'ambito della cultura, ma che speriamo in futuro possa avere ricadute positive anche sul piano politico, sociale ed economico. Di questo rinascimento culturale in atto, la Sicilia FA vuole essere partecipe e protagonista. Quando nel 2020 un piccolo gruppo di persone, tra cui qui presenti Salvatore Mangano, presidente, Alberto Lepiscopo, il direttore generale e il sottoscritto, diedero vita ad un'associazione avente come obiettivo quello di creare una selezione calcistica della Sicilia, una vera e propria nazionale, sebbene non ancora facente parte di FIFA e UEFA, in molti storsero il naso, altri risero. Sembrava una follia. A distanza di 3 anni i riconoscimenti giunti, uniti alle vittorie in campo, ci confermano la correttezza e la giustezza di quel sogno. In questi anni la Sicilia FA ha cercato di portare avanti un programma in grado di tenere inscindibilmente uniti l'aspetto sportivo e quello culturale. La valorizzazione della lingua siciliana ha per noi carattere prioritario. A tal proposito, facendo uso quotidiano del siciliano insieme all'italiano nell'ambito della nostra comunicazione istituzionale nel web, abbiamo anche la possibilità di evidenziare le criticità presenti, legate soprattutto al mancato riconoscimento ufficiale della lingua siciliana. Tra queste criticità segnaliamo l'assenza di una standardizzazione avente carattere di ufficialità, che consenta un uso corretto della lingua scritta, a cui educarci tutti pian piano. Questa è secondo noi tra le prime questioni da affrontare per dare un futuro al siciliano in quanto vera e propria lingua e non mero agglomerato di dialetti locali. Ecco perché ci uniamo a chi auspica l'istituzione di un'accademia linguistica ufficiale riconosciuta dalla Regione siciliana. Oggi in questa sede noi rivestiamo un ruolo particolare, perché portiamo avanti un'istanza di rinascimento culturale attraverso uno sport, il calcio, che spesso viene ingiustamente considerato come in antitesi alla cultura. Noi al contrario riteniamo che, proprio in virtù della sua popolarità, della sua capacità di arrivare a tutti, oltrepassando anche i confini tra classi sociali, il calcio offre la grande opportunità di garantire una marcia in più al processo di ricostruzione identitaria che tutti abbiamo a cuore. Anche per questo oggi in questa sede così prestigiosa e costituzionalmente attenta al pluralismo delle culture e delle identità, invitiamo le istituzioni e i loro rappresentanti, siano essi regionali che europei, a supportare attivamente e concretamente la nostra associazione come bene comune dei siciliani. Se la selezione siciliana di calcio si rafforzerà ogni anno di più, non solo avremo nobilitato il calcio, dimostrando che esso può ancora rappresentare un fenomeno culturalmente rilevante e non un mero business. Al contrario, avremo anche dato alla Sicilia uno strumento in più per non perdere, ma anzi riscattare la sua lingua, la sua storia, la sua identità millenaria, proprio quello che un secolo fa faceva dire ad un osservatore attento e profondo come Antonio Gramsci che la Sicilia ha dimostrato in numerose occasioni di vivere una vita a carattere nazionale proprio, più che regionale. Grazie.
Grazie, ovviamente vi auguro ogni fortuna nei prossimi incontri, che mi avete detto che faranno il prossimo torneo in Corsica, mi hanno detto, quindi ti faremo Sicilia. Adesso passiamo in realtà a